Ben ritrovati dalla redazione. Traffico molto intenso su tutta la rete di autostrade Alto Adriatico, in linea con le previsioni, finora in leggero aumento con un più 2%. Si sono registrati ieri oltre 72.000 transiti in uscita ai caselli, 78.000 in entrata, di cui 18.000 alla barriera dell'Isert a Trieste e quasi 9.000 a Villesse e oltre 3.300 transiti all'ora sulla carreggiata ovest direttrice Venezia. Proprio la Tisana si è registrato un traffico da esodo, in particolare di turisti e austriaci e tedeschi, l'Isert e Villesse, dove concentrato parte del rientro da Slovenia e Croazia erano gli osservati speciali del fine settimana. Oggi ci sarà la riapertura del cantiere per gli ultimi interventi che in ogni caso non comporteranno interruzioni al traffico. Entro settembre collaudo con la successiva inaugurazione. Sta per iniziare l'ultima fase della realizzazione del nuovo cavalcavia di Sistiana, una opera avviata ai primi di aprile da FVG Strade, costata circa 2.100.000 euro, resa necessaria dallo stato di degrado dei piloni di sostegno del vecchio sovrappasso e proprio per questo motivo giudicato urgente dalle autorità competenti. Doberdò del Lago, la moto rovinata sull'asfalto, un conducente che è rimasto illeso con la passeggera residente a Gorizia che nella caduta ha riportato una serie di lesioni, ferite non meglio specificate, comunque tali da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata trasferita all'ospedale triestino di Cattinara. Le sue condizioni, a quanto si è potuto apprendere nel contesto della presa in carico da parte degli operatori sanitari, risulterebbero serie, ma a quanto pare è stato escluso il pericolo di vita. Ancora violenza nella zona di piazza Garibaldi a Trieste, che si conferma il punto più caldo in termini di sicurezza. Ieri pomeriggio la polizia locale è intervenuta in via Corridoni per sedare una violenta lite tra due ragazzi di origine asiatica. Uno dei due, spintonato e finito a terra, sbattuto con violenza la testa. Interventi degli operatori del 118 l'hanno trasferito a Cattinara. L'aggressore è stato trovato in possesso anche di un coltello. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo sereno, tempo stabile, caldo afoso e venti a regime di brezza dal tardo pomeriggio sera, cielo poco nuvoloso con possibili rovesci temporali sparsi sulla zona montana, specie sui settori più settentrionali a confine con l'Austria. In tarda serata inizierà a soffiare bolla moderata sulla costa e sulle zone orientali. La probabilità di temporali su pianura e costa rimarrà piuttosto bassa. Temperature minima in pianura fra 17 e 20, le massime fra 31 e 34 gradi, sulla costa minime fra 22 e 25, le massime fra 29 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.